Ben ritrovati dalla redazione. Dopo il blocco israeliano del Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza, un manipolo sul centinaio di manifestanti si è raccolto in piazza della Borsa sotto la Fontana ieri intorno alle 22. Dopo circa 40 minuti il gruppo si è conformato in un corteo, ha invaso Corso Italia e preceduto da un'auto della polizia, scortato da diverse unità della Digos, ha svoltato in via Filzi. Qui ha bloccato un camion dell'immondizia e una decina di auto all'incrocio. Un motociclista con un passeggero ha chiesto insistentemente di passare, contrariamente a quanto si è detto non ci sarebbero state minacce nei suoi confronti. Alcuni autisti poco prima li avevano acclamati. Alle 22:55 la fila va andata verso Piazza Oberdan, è spuntato qualche fumogeno. La presenza di agenti di polizia di Stato locale e carabinieri si è moltiplicata. Dopo un percorso estemporaneo passato per il Palazzo di Giustizia e di fianco il Giardino Pubblico, il corteo è terminato in Piazza dell'Unità d'Italia sotto un palazzo del comune vuoto. È passata la mozione del centrodestra a sostegno del piano Trump per la pace a Gaza, ma sono state respinte quelle dell'opposizione. Quanto accaduto in Consiglio regionale, la mozione urgente firmata dai capigruppo di maggioranza Antonio Caligaris, Claudio Giacomelli, Mauro Di Berti e Andrea Cabibbo, all'indomani dell'accordo Trump-Netanyahu, ha richiamato l'impegno del governo Meloni a lavorare per il riconoscimento dello Stato palestinese, purché non governato da Hamas, e a condizione della liberazione degli ostaggi israeliani, ricordando il ruolo del Friuli Venezia Giulia nell'accoglienza e alla cura dei bambini di Gaza. Una persona ha perso i sensi e si trova in gravi condizioni a seguito di uno scontro tra due auto, una di targa austriaca e una italiana, avvenuto a Palmanova. L'incidente ha avuto luogo all'incrocio tra via Matteotti e via Borgo Piave. Il conducente dell'auto italiana, 1968, ha un anno in più di quello dell'auto austriaca. Sarebbe in serie condizioni, è stato trasportato in elicottero a Santa Maria della Misericordia di Udine. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona con una squadra da Cervignano insieme a personale della Sores e Carabinieri, a cui fa capo la ricostruzione della dinamica. La polizia ha arrestato in flagranza a Udine un cittadino italiano di 27 anni per detenzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto nel corso di un'attività straordinaria di controllo del territorio disposta dal questore con il concorso di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Gli agenti della squadra mobile, insospettiti dai movimenti del giovane di origini tunisine, hanno effettuato una perquisizione in un'abitazione di via Manzini, dove sono stati rinvenuti circa 400 grammi di cocaina e 10 kg di hashish, oltre a 1.160 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato portato in carcere. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: in montagna cielo poco nuvoloso con possibili nubi basse nel Tarvisiano, sul resto della regione cielo in prevalenza sereno con qualche nube sul Carso, sulla costa bolla moderata anche sostenuta al mattino a Trieste, nel primo pomeriggio sulla costa occidentale potrà esserci temporaneamente vento da ovest, temperature minime in pianura fra 4 e 8 gradi e sulla costa fra 8 e 12, le massime in pianura fra 17 e 20 e sulla costa fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.